Paolo Cilona, ideatore di questo convegno sulle forme elettorali. Necessita una riforma urgente, prima il Porcellum, ora il Rosatellum, insomma abbiamo visto che non è un sistema particolarmente interessante questo sistema di voto, da qui l'esigenza sua di organizzare oggi questo dibattito. Diciamo che partiamo dal primo articolo della Costituzione, dove viene sottolineato che il popolo è sovrano. In questo caso non è più il popolo sovrano, ma sono i partiti sovrani che scelgono i loro candidati, i loro amici, i loro compagni in modo così facile, e che il povero cittadino elettore deve andare lì ad essere soltanto non un protagonista, ma soltanto uno spettatore dei giochi fatti, per cui già si sa chi sarà il deputato e chi sarà il senatore. Noi vogliamo subito mettere il problema della legge elettorale tra gli impegni improrogabili da parte del popolo, cioè attraverso la raccolta delle firme, perché ci sia una legge nella quale tutti possono concorrere nella scelta del proprio candidato attraverso il voto di preferenza. Non si capisce perché, è vero, prima c'erano i partiti, oggi ci sono i partiti sotto il padrone, i partiti secondo una certa egida. Noi vogliamo invece una democrazia partecipata da parte di tutti, nel senso che ognuno concorre secondo la sua convinzione e secondo la sua prospezione, perché sia così. Oggi come oggi ci sono candidati eletti fuori dal territorio, non conoscono il territorio, parlano del territorio senza averlo mai visto, come quella che diceva: sono stata a Marsala dove io da bambina ho fatto a sciare. Quindi questo significa una democrazia malata, e noi la democrazia malata bisogna metterla da parte per ridare vigoria e forza al popolo sovrano. Un incontro oggi per discutere sui sistemi elettorali organizzato qui al Circolo Empedocleo. Sì, è un incontro importante innanzitutto per una cosa: parliamo di sistemi elettorali non alla vigilia di una elezione. Ormai siamo abituati a parlare di sistemi elettorali, di riforma, di cambiamento di questo sistema elettorale che non fa, ma lo facciamo sempre, lo si fa alla vigilia di una elezione, e questo è estremamente sbagliato. Quello di stasera è importantissimo perché lo facciamo, questo incontro, all'indomani di un'elezione laddove le critiche sul sistema elettorale vigente piovono da ogni e qualsiasi parte, e specialmente dai diretti interessati. Da Agrigento noi cercheremo di far partire iniziative attraverso la consapevolezza prima, quindi capire e agire dopo. Questo sistema elettorale credo che non piaccia a nessuno, e da lì bisogna ripartire per fare un sistema elettorale che possa ricoinvolgere la partecipazione di tutti i cittadini, che possa rivivificare e quindi superare la fragilità della nostra democrazia, e quindi l'obiettivo è rendere una partecipazione compiuta da parte di tutto il popolo sovrano e soprattutto di rendere più forte la nostra democrazia. Ecco, il suo contributo a questo dibattito oggi sui vari sistemi elettorali, ne abbiamo visti tanti in Italia, il Rosatellum, il Porcellum, ma si sente il bisogno forse di una nuova legge elettorale che sia anche più rappresentativa del territorio? Sì, senza dubbio, perché tra l'altro noi siamo in presenza di una legge elettorale che molti avevano pensato di dover cambiare a fine legislatura, e poi secondo me per ragioni di convenienza non è stato cambiato. Perché? Che questa legge elettorale, con la quale siamo andati a votare anche nelle ultime elezioni, prevede il voto di lista bloccato, cioè significa che praticamente le candidature e gli eletti poi vengono direttamente scelti dalle segreterie dei partiti, quindi espropriando il cittadino di quella scelta che dovrebbe essergli invece affidata. Ecco, per esempio su questa base io insieme ad altri a livello nazionale, trasversalmente tra l'altro, con vari colori, varie provenienze politiche, proprio per una ragione di
pensiamo di correttezza e per riportare il cittadino al centro della scelta elettorale abbiamo pensato di lanciare una petizione, cioè nel senso che stiamo raccogliendo le firme ed è sui vari siti, può essere trovato, questa è la petizione per una legge elettorale proporzionale che preveda il voto di preferenza, quindi riportando e restituendo al cittadino la centralità della scelta e dell'eletto. Ecco, questo tema secondo me per ora diventa il tema fondamentale. Se vogliamo recuperare anche il rapporto del cittadino e riportarlo al voto, per farlo sentire davvero partecipe e protagonista di una scelta politica che poi si svilupperà poi con la formazione del governo, eccetera. Fino a quando il cittadino rimarrà esautorato, molti hanno pensato infatti di allontanarsi anche dal momento del voto e quindi per questo a questo forse anche si deve molto l'astensione che abbiamo avuto anche nell'ultimo tempo. Ecco, in questi giorni col nuovo governo Meloni di centrodestra si sta parlando tanto di presidenzialismo. Sì. Ecco, chiaramente un nuovo modo totale di concepire la guida politica della nazione. Questa è una legittima attenzione. Io non appartengo a quelle persone, uomini politici o uomini della società civile che ragiona in maniera pregiudiziale, cioè se lo dice la destra o lo dice la Meloni non va bene. Io non ragiono in questo modo. Dico, è un'idea, tra l'altro la Meloni stessa non ha disegnato, sebbene ci sia una proposta di legge già da tempo nelle scorse legislature a sua firma su una specie di semipresidenzialismo, ma lei ha detto anche nelle battute diciamo, di replica anche al Senato in occasione della fiducia, ha spiegato che lei intende lanciare questa idea di modificare la forma di governo da forma di governo parlamentare in cui c'è il rapporto di fiducia, quella che noi abbiamo attualmente, abbiamo sempre avuto, in una forma presidenziale. Poi lei stessa ha detto quale potrebbe essere la forma, questo poi lo lasciamo aperto al dibattito e alle opinioni e agli apporti o alle idee di ognuno, di destra, di sinistra, di centro. Quindi si tratta di un tema importante perché cambierebbe certamente la forma di governo e già nel panorama tra le forze politiche già noi ci accorgiamo che esistono varie idee di presidenzialismo, perché non esiste un'unica forma di presidenzialismo, ma ce ne sono varie.